un'iniziativa che va in controtendenza e si avvicina alle realtà più periferiche. Certo, l'azienda sanitaria ha un'ampia gamma di offerta di servizi, questa però ci consente di integrare ulteriormente. Qua si lavorerà sulla prevenzione senologica e sulla prevenzione dermatologica, sono due partite molto importanti sulle quali la LILT è molto impegnata. L'azienda sanitaria vanta una collaborazione con la LILT trevigiana che è di vecchia data, è una collaborazione molto, molto proficua, i volontari sono molto attivi, io colgo l'occasione per ringraziare nuovamente la LILT trevigiana, ma in particolare la delegazione di Montebelluna che grazie ai suoi volontari che manteniamo in piedi questa attività. La LILT è molto impegnata anche sulla prevenzione, non solo sulla diagnosi precoce, e la prevenzione è un tema al quale l'azienda sanitaria è molto sensibile. La prevenzione l'azienda la esplica attraverso l'opera preziosa, insostituibile dei medici di famiglia, dei pediatri di famiglia, ma per proprio conto attraverso il servizio del Dipartimento di Prevenzione. Noi abbiamo delle attività di prevenzione molto efficaci, potremmo forse lavorare ancora meglio se avessimo più risorse, ma la carenza di risorse, ahimè, è un problema comune a tutti, sanità, amministrazioni pubbliche, eccetera. Un connubio perfetto, riuscire in questa giornata speciale per il gentil sesso, inaugurare una struttura dove possiamo dare del servizio non solo alle donne ma anche ai maschietti grazie alla preziosa collaborazione della LILT, secondo me è un successo non del sottoscritto ma di tutta la cittadinanza. Vuol dire due cose, che il volontariato a Pederobba è presente, in questa zona ancora di più, e che questa struttura oggi continua a offrire servizi ai cittadini grazie all'impegno dei volontari. Oggi è una giornata significativa, l'8 marzo inauguriamo con i volontari della LILT questo nuovo servizio disponibile ai cittadini e gratuito. Credo che questo sia una cosa fondamentale per una struttura come questa che per anni davvero sta investendo, credo che questo davvero sia un esempio anche per il volontariato che è sempre una risorsa molto importante per un territorio come questo.